Buonasera e benvenuti a questo importante appuntamento con una finale regionale di Miss Italia, da qui a Villa Momis, protagonista il concorso più importante del nostro paese, 83 anni di storia di questo concorso, e anche quest'anno 2 appuntamenti in questo splendido locale. Abbiamo fatto una selezione qualche tempo fa nel mese di luglio, questa sera una finale. Qual è la grande differenza? La grande differenza è che le vincitrici delle selezioni partecipano a quelle che sono poi le finali regionali, mentre le vincitrici delle finali regionali accederanno direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Quindi per la vincitrice di questa sera del titolo di Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2022, ci sarà pronto per lei il passaporto per le prefinali nazionali, quindi significa che il sogno di poter vincere Miss Italia per lei davvero si avvicinerà. Avremo ospiti da presentarvi, c'è anche con noi, adesso è accomodata al tavolo della giuria, poi la vedremo nel corso della serata, la Miss Rocchetta Veneto in carica, che vinse proprio qui a Villa Momis il titolo lo scorso anno. Insomma, abbiamo tante cose da raccontarvi e soprattutto da presentarvi, e quindi sono davvero tantissime, sono pronte a raccontarsi e soprattutto a sfilare per voi e insieme a voi anche davanti alla giuria. Eccole qui le nostre 37 protagoniste di questa serata, dove sarà assegnato il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2022. Eccole! Bellissime, tutte insieme si stanno schierando sul palcoscenico, poi ovviamente ritorneranno, non so se ci stanno. Prima in posa per la foto siamo riusciti a farle stare, adesso sono tantissime, ma questo ci fa piacere perché comunque sono state tante le selezioni che sono state organizzate quest'anno in Veneto, e queste sono ragazze che comunque qualcuno dice, sentivo prima mentre facciamo le foto, però che belle ragazze. Beh, sono tutte ragazze che hanno vinto delle selezioni. Mario, riesci tu? Aspetta che mi sposto, c'è Mario Bonesi con la sua telecamera, mi faccio da parte in modo che andrà giù con lo zoom riesce a fare ci stanno, facciamo un applauso, anzi ragazze fate voi l'applauso al nostro pubblico. Intanto do la possibilità ai genitori, parenti, amici, ovviamente clienti, ospiti di Villa Momis di fare queste foto e queste riprese con queste fontane luminose bellissime, e a questo punto io direi che Beatrice può rientrare e prepararsi per l'uscita. Lo diciamo, possiamo cominciare? È pronta la concorrente numero 1? Vai, concorrente numero 1. E adesso si apre ufficialmente questa importante finale regionale, dove andremo ad eleggere Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2022. E colei che apre la sfilata di questo straordinario gruppo di concorrenti è... Buonasera a tutti, sono Beatrice Pivetta, ho 23 anni e abito ad Erba. Nella vita sono una fotomodella e una social media manager, e il mio sogno più grande sarebbe partecipare nel mondo del cinema e dello spettacolo. Molto bene, concorrente numero 1, prego.
sarà la concorrente numero 2? E ora lo scopriamo insieme. Vai. Buonasera a tutti, sono Alessia Cecchini, ho 24 anni e vengo da Borgoricco. Nella vita sono una studentessa al quinto anno di farmacia e come hobby sono staff di una scuola di... Molto bene, vai Alessia. Buonasera a tutti, mi chiamo Aurora, ho 20 anni, arrivo da Bussonego in provincia di Verona, nella vita gioco a palla con il Molto bene, Aurora, concorrente numero 3. Buonasera, andiamo a conoscere la concorrente numero 4. Buonasera a tutti, mi chiamo Ashley, vengo da Taglio di Po in provincia di Ulivo. Ho una laurea triennale in diritto dell'economia e una specialistica in economia e management, entrambe conseguite con il massimo dei voti. E nella vita faccio l'impiegata pubblicale. Molto bene, Ashley, concorrente numero 4. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, ho 22 anni, abito a Vergare e nella vita sono un'impiegata. Hai detto tutto, vai. Chiara, numero 5. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea Vittoria, ho 21 anni e vengo da Arzignano in provincia di Vicenza. Nella vita studio giurisprudenza e sono un insegnante di polidanese. Molto bene, vai. Andrea Vittoria, numero 6. Eccoci qui, numero 7. Buonasera, mi chiamo Deborah, ho 19 anni, vengo da Covollo, un paesino in provincia di Vicenza e ho finito gli studi al liceo linguistico di Trieste. Molto bene, Deborah. Concorrente numero 7, lei è Deborah. Buonasera numero 8. Buonasera a tutti, sono Veronica, ho 24 anni, abito a Ponte San Nicolò in provincia di Padova e sono una studentessa di ingegneria gestionale. Veronica numero 8, hai detto tutto? Vai.
da qui, buonasera. Buonasera a tutti, sono Morena, ho 24 anni, vengo da Mestre e nella vita lavoro come social manager. Benissimo. Morena numero 9. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, sono Aurora, da oggi posso dire che ho 18 anni, vengo da Campolongo Maggiore e nella vita studio al liceo delle scienze umane e sono una persona molto determinata. Brava Aurora e auguri soprattutto, 18enne oggi. Concorrente numero 11. Buonasera a tutti, io sono Beatrice, ho 20 anni e vengo da Pira e nella vita studio lingue. Molto bene, vai, Beatrice. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Jenny, vengo da Campo, paese in provincia di Vicenza. Al momento lavoro in un'azienda meccanica, ma il mio sogno è quello di fare la modella. Molto bene. Numero 13, vai. Buonasera a tutti, sono Elisabetta, ho 22 anni e abito a Sant'Urbane e ora mi sto frequentando la magistrale in economia e finanza presso l'Università. Benissimo, concorrente numero 13, prego Elisabetta. Che è? Buonasera a tutti, io sono Mara, ho 26 anni e vengo da Portogruaro, una città in provincia di Venezia, e nella vita lavoro come receptionist e modella. Molto bene. Mara, concorrente numero 14. Buonasera a tutti, mi chiamo Carla Naomi, ho 22 anni, vengo da Favaro in provincia di Venezia e nella vita sono commessa e modella. Molto bene, Carla Nomi, concorrente numero 15.
buonasera numero 16, vai, presentati, sentiamo chi è. Buonasera a tutti, sono Martina, ho 19 anni, vengo da Vedelago, un paese in provincia di Treviso, e nella vita faccio la parrucchiera e la modella. Molto bene, vai Martina, numero 16. Ciao, buonasera, numero 17, vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara Pilla, ho 22 anni, sono nata e vivo a Venezia e di professione sono gondoliera. Inoltre ho altre due passioni. Canto, composizione, pianoforte, inoltre sono anche il traverso e compongo i miei inediti. Un'altra passione appunto è la moda, che è nata fin da quando ero piccola, da quando piegavo i tacchi a mia mamma a casa per fare le sfilate ai miei. Bene, numero 17, vai, presentazione di Sara. Numero 18, buonasera a te. Ciao, vai, conosciamo il numero 18. Buonasera a tutti, io sono Nicole Buttapoco, ho 22 anni, vengo da Belluno e faccio lifestyle. Hai detto tutto, vai, numero 18, Nicole. Numero 19, buonasera, ti conosciamo? Certo. Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgia, ho 18 anni, vivo ad Arzignano in provincia di Vicenza e studio amministrazione, finanza e marketing. Molto bene, Giorgia, numero 19. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Beatrice, ho 20 anni e vengo da Oslo. Nella vita adesso inizio a iscrivermi a un corso di interior designer e nel tempo libero faccio dei test. Molto bene. Beatrice, concorrente numero 20. Sarà la numero 21 e ora lo scopriamo insieme. Buonasera a tutti, mi chiamo Aurora, ho 19 anni, vivo a Padova, mi sono diplomata all'Istituto Alberghiero e ho intenzione di iscrivermi all'università alla facoltà di Scienze dell'Alimentazione. Molto bene, 21, Aurora. Ciao, buonasera. Buonasera, mi chiamo Esther Ampadu, ho 20 anni, vengo da Riveravelli, provincia di Vicenza e nella vita faccio la cameriera. Molto bene, Esther, concorrente numero 22.
che è? Buonasera a tutti, sono Maddalena Barbieri, ho 19 anni e vengo da Camisano Vicentino. Mi sono appena diplomata in biotecnologie e l'anno prossimo continuerò col percorso di biotecnologie e il mio più grande sogno è fare la ricercatrice scientifica. Molto bene, concorrente numero 23, Maddalena. Numero 24, tocca a te presentarti, vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessandra Marina, ho 19 anni, vengo da Portoviro in provincia di Rovigo e mi sono appena diplomata nell'istituto di ragioneria e la mia passione più grande sono le lingue, infatti ne so 4, italiano, spagnolo, tedesco e inglese. La più grande sarebbe diventare pediatra perché amo i bambini. Ah, molto bene, concorrente numero 24, prego, Alessandra. Buonasera a tutti, sono Lucia, ho 18 anni e vengo da Padova. Nella vita di base sono una ragazza molto semplice, studio scienze dell'educazione e coltivo una grande passione che è quella della danza. Infatti studio danza classica e moderna sin da quando ero bambina. Molto bene, brava. Lucia, concorrente numero 25. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia e nella vita studio conservazione dei beni culturali. Hai detto tutto? Vai, Alessia, numero 26. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, sono Marlene, vengo da Roncade, ho 24 anni. Nella vita sono un'imprenditrice, ho una piccola yogurteria nel cuore di Treviso. Molto bene. Numero 27, Marlene. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessia Toso, ho 23 anni, vengo da San Giorgio delle Pertiche, che è un piccolo paesino in provincia di Padova. Nella vita studio diritto, ma nel tempo libero sono una cantautrice e mi accompagno anche con la chitarra. Sono felice di essere con voi questa sera. Molto bene, vai. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Aida, ho 22 anni, abito a Mogliano Veneto, una piccola città in provincia di Treviso.
Sono una studentessa di biologia molecolare e il mio sogno è aprire un'azienda di cosmetica. Molto bene, concorrente numero 29, Aida, numero 29. Raccontaci un po' di te. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara Zeva, ho 19 anni, vengo da Punto di Treviso e nella vita lavoro presso una fabbrica meccanica e faccio la modella. Molto bene, prego. Buonasera. Buonasera, abbiamo fatto sono diplomata al liceo linguistico, ma la mia vera passione è la recitazione, cosa che ho avuto l'opportunità di studiare anche in una città bellissima come Firenze, solo che poi la via di casa manca. E quindi sono tornata a Venezia e studio sia recitazione che canto che doppiaggio. Hai detto tutto, ma direi che fai abbastanza. Numero 31, vai! Giulia! Ciao, buonasera. Buonasera, scusa se non leggermente voce. Mi chiamo Gloria, ho 24 anni, nella vita sono la mamma di una Morgani e lavoro come contessa. Molto bene, vai Gloria. Numero 32. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Veronica Boscaro, ho 20 anni e vengo da Chioggia in provincia di Venezia. Nella vita mi sono appena diplomata come organizzatrice di eventi. Molto bene, vai. Veronica numero 33. Buonasera a tutti, mi chiamo Yassin, ho 23 anni, sono nata e abito a Venezia. Ho studiato arte, ma il mio hobby è sempre stato quello dei disegni fotografici, che ad oggi è diventato il mio lavoro principale. Molto bene, prego. Numero 34, Yassin.
vengo da un paesino in provincia di Vicenza, che si chiama Vandagno. Ho 19 anni e sono al primo anno di biologia moderna all'Università di Trento. Molto bene, concorrente numero 35, Beatrice. Buonasera a tutti, sono Martina, ho 23 anni e vengo da Legnago. Nella vita ho tre grandi passioni. La prima è il mio lavoro, infatti sono un'infermiera in una terapia intensiva Covid. Il secondo è lo sport, infatti pratico palestra e amo il cibo sano. E la terza è quella che mi ha portato qui, ovvero la moda. Molto bene. Martina, concorrente numero 36. Numero 37, vai. Buonasera a tutti, sono Serena, ho 21 anni, vengo da Cavaglione in provincia di Verona, studio biotecnologie e sono make-up artist, ma il mio sogno è quello di entrare nel mondo dello spettacolo. Molto bene, concorrente numero 37, lei è Serena. Io ci tengo, ecco, tanto facciamo sfilare Serena, ci tengo a dire una cosa importante. Miss Italia, se non lo sapete ve lo spiego, ha più finali regionali. Una tappa obbligata ormai in questi anni è una finale qui a Villa Momis. Anche l'anno scorso abbiamo fatto Rocchetta, poi conosceremo la nostra ospite, proprio anche qui è stata fatta Rocchetta lo scorso anno. Poi abbiamo altre finali regionali, perché? Perché alle prefinali nazionali va la vincitrice di ogni finale regionale, poi si rimettono tutte in gioco alla finalissima di Miss Veneto, quindi tutte coloro che questa sera non vinceranno potranno rifarsi nelle prossime finali regionali, quindi la vincitrice di questa sera andrà alle prefinali, ma per le altre Miss Italia non finisce assolutamente qui, anzi riparte con la prossima serata. Ci tengo a dirlo, le ragazze lo sanno, ma è giusto che lo sappia anche il pubblico. Bene, e adesso arriva il momento importante, perché le ragazze sfilano con il voto. La giuria andrà a mettere il voto definitivo, quindi per loro è fondamentale. Non si presenteranno loro, le presento io e lasciamo che si concentrino solo per questa uscita. E quindi andiamo a ripresentare la concorrente numero 1, che è sempre, ovviamente, Beatrice. Un applauso per lei.
E a questo punto io ho qui con me, l'ho fatta passare dal tavolo, non ha attraversato quella piscina a nuoto, ha fatto il giro, era un po' più comodo. Io l'ho annunciata, come è giusto che sia, perché questa bellissima ragazza ha vinto proprio qui a Villa Momis lo scorso anno il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2021 e ci è tornata a trovare questa sera. Carolina Zaupa, eccola, fai un passo avanti, fatti vedere qui al bordo della piscina, così abbiamo anche Mario Bonesi, l'amico Mario, abbiamo il nostro fotografo ufficiale di Miss Italia, Walter Parisotto, e ti fai vedere dal pubblico. Allora vieni vicino a me, così ecco, arrivo io e rovino il quadretto, lo so, lo dico ai fotografi e agli operatori video, lo so. Carolina, innanzitutto grazie per essere tornata a casa. Grazie a voi, buonasera a tutti. È stata una serata bellissima questa, intanto volevo dire, ricca di emozioni perché mi sono immedesimata nelle ragazze. Infatti quando sono salita nel camerino all'inizio mi è sembrato di tornare indietro col tempo. Emozioni forti. Fatto proprio un anno fa, perché poi sapete che per tradizione qui a Villa Momis selezione in luglio e poi il primo mercoledì di agosto c'è la finale regionale. L'anno scorso c'è stata Miss Rocchetta e quindi sei tornata proprio a distanza di un anno e un giorno probabilmente, penso che l'anno scorso fosse il giorno 4 agosto dell'anno. Rivedere le concorrenti, rivedere il camerino, rivedere il pubblico, quale sensazione ti fa, ricordando che tu comunque questo titolo ti ha dato la possibilità di partecipare alle prefinali nazionali a Roma? Cosa ricordi di quest'anno così particolare e bello, immagino, per te? Allora, innanzitutto ho avuto un po' di nostalgia, perché sì, è bello stare da questa parte, però è bello anche stare dalla loro parte. Le emozioni sono fantastiche. Dopo, quando sono passato a Roma, lì le emozioni si sono ancora più ingrandite, perché mi confrontavo con tutte le ragazze di tutta l'Italia e lì non era più solo una sfilata, ma ti facevano parlare, ti volevano far conoscere come persona. Esatto, perché poi questo è il bello di Miss Italia, noi cerchiamo sempre di spingere le ragazze alle loro presentazioni, perché poi alle prefinali diventa veramente una prova importante, si guarda la bellezza, ma Miss Italia non è più solo quello, è molto molto altro, e tutte le ragazze che provano tutto questo. Senti, essere seduta sul tavolo della giuria, tu hai vissuto l'esperienza del tavolo giuria e l'anno scorso hai vissuto l'esperienza del passaggio di fronte alla giuria. Quale sensazione si prova passare di fronte e stare su quel tavolo? Anche se non si vota, però sei lì. Si vede moltissimo l'emozione che hanno le ragazze negli occhi, soprattutto. Infatti, come tu prima mi dicevi del sorriso, non so, è molto importante perché essendo stata dall'altra parte, quindi essendo stata una concorrente, vedere una faccia più prima del sorridente della giuria esatto, sì, un coraggio. La ragazza che vince stasera dovrà affrontare le prefinali di Miss Italia. Tu che consiglio daresti a colei che affronterà questo percorso così importante? Innanzitutto di non avere paura, di essere sicura di sé, che è una cosa fondamentale, e di essere se stessa. Senti, io ti ringrazio, a me fa piacere farvi conoscere nelle varie finali perché scopriamo tanti lati di voi, si capisce perché siete ragazze così in gamba, quindi io ti ringrazio, però ti chiedo una cortesia, siccome qui siamo un po' all'ombra, c'è l'ombrellone, nel senso che non abbiamo i fari, non tutti i fari sono a favore, io ti chiedo di fare una bella passerella anche da quella parte, così ti prendi l'applauso di quel pubblico e Massimiliano col suo drone arriverà a raso dell'acqua, così ti farà tutte le inquadrature necessarie. Carolina Zaupa, Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2021, è tornata a casa a Villa Momis, dove si è aggiudicata proprio lo scorso anno questo titolo, quindi facciamo fare a lei tutta la passerella, il bordo piscina. Anzi, io in ogni serata ho il piacere e l'onore di portare i saluti da parte della nostra patron
Patrizia Mirigliani, alla quale rivolgerai un applauso. La Patrizia è sempre così vicina alle nostre ragazze, si impegna ogni anno perché questo concorso possa proseguire nel modo migliore. Siamo reduci da 2 anni non proprio semplici, 2020-2021, e malgrado tutto Patrizia, con la sua caparbietà, con la sua forza, è riuscita nel 2020 a fare comunque un'edizione particolare di Miss Italia. L'anno scorso, seppur tra 1000 traversie, siamo riusciti a fare Miss Italia, e adesso siamo pronti per questo 2022. Abbiamo avuto 37 bellissime ragazze in gara con l'abito e il body. L'estate, vabbè, insomma, siamo nel pieno dell'estate, perché quindi non fare una sfilata con loro in costumi da bagno? Io direi proprio di sì, e a questo punto andiamo alla sfilata di Moda Mare con le protagoniste di questa finale regionale di Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2022. Eccole, prego! Bene, allora, io ti chiedo la cortesia, Marco, di tenere pronta lo stacchetto di Miss Italia, perché dobbiamo rivedere un attimo
la chiusura, visto che ci è stata richiesta di non fare una bella foto di gruppo a tutte le ragazze ai bordi di questa piscina, allora rivoluzioniamo un po' quella che è la scaletta per la chiusura e lo facciamo molto volentieri. Allora, Beatrice, la concorrente numero 1, le ragazze sanno che devono seguire lei, quindi possono andare ovunque tranne se lei decide di buttarsi in acqua, ecco, loro non la seguiranno, altrimenti loro faranno quello che fa Beatrice. Andiamo con lo stacchetto di Miss Italia e tu, Beatrice, vieni pure qui ai bordi della piscina. Questa per me è l'occasione per ringraziare Beatrice, Alessia, Aurora, Ashley, Chiara, Andrea, Vittoria, Deborah, Veronica, Morena, Aurora, Beatrice, Jenny, Elisabetta e poi ancora sono le grandi protagoniste di questa sera: Mara, Carla Naomi, Martina, Sara, Nicole, Giorgia, Beatrice, Aurora, Esther, Maddalena, Alessandra, Lucia, Alessia, Merlene e poi ancora hanno sfilato per noi questa sera Alessia, Ayla, Zeba, Giulia, Gloria, Veronica, Yassin, Beatrice, Martina e Serena. La magia dell'applauso delle Miss, vedete che a spegnere la fontana. Oh, ma bastava l'applauso vostro, averlo saputo lo facevate prima. Queste sono le grandi protagoniste di questa serata, ma a questo punto abbassiamo la musica. Chiedo a Massimiliano, è pronto con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2021. Ti chiedo, Massimiliano, di avvicinarti, di fermarti lì, in modo che abbiamo il quadro completo delle ragazze, perché vogliamo vedere l'emozione della vincitrice. Vince il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Veneto la concorrente numero... Qui danno i numeri alle spalle mie, vi preoccupate. Non l'hanno ancora detto giusto. No, 42 no. Vinti Beatrice Dallan di Asolo, provincia di Treviso. E lei, Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2022. Ritira la fascia da Massimiliano.
Arriva la Miss Rocchetta Bellezza 2021 Carolina Zaupa, che consegna a Massimiliano la corona che è posta sul capo della vincitrice di Beatrice. Eccolo qua, questo momento importante, mi piace l'applauso anche da parte delle ragazze, è la cosa più bella in assoluto. Vedo Paola Rizzotti sul bordo della scala pronta per controllare tutto quello che succede sul palco. Ma ecco, Massimiliano, la sua foto, poi restate qui per le altre foto di rito, però c'è un altro bel regalo per la vincitrice che è un gioiello Miluna, e quindi Mario Garbin di Garbin Gioielleria di Adria ti consegnerà questo bellissimo gioiello. Io però chiedo al pubblico un grande applauso per queste 37 straordinarie concorrenti, perché ricordiamolo e ricordatelo, sono ragazze che hanno vinto delle selezioni, quindi sono qui perché sono già vincitrici. Io sentivo prima i commenti mentre mi stavo bevendo un po' d'acqua, ovviamente Rocchetta, belle ragazze, che belle ragazze. Insomma, hanno vinto le selezioni di Miss Italia, e ricordo che comunque ci sono altre opportunità, perché Miss Italia per loro non finisce qui. Certo, una cosa è certa, che Beatrice Gallan sia giudicata al passaggio, buonasera anche a voi, sia giudicata al passaggio alle prefinali nazionali dell'83esima edizione di Miss Italia. Brava Beatrice, bravi a tutte quanti voi, e grazie amici di Villa Momis, che siete stati come al solito straordinari, perché siete un pubblico davvero bello, caloroso, che ci fa compagnia nel corso di queste serate, quindi grazie davvero. Con noi le finaliste Beatrice, e poi c'è Alessia, Aurora, Ashley, Chiara, Andrea Vittoria, Deborah, e poi Veronica, Morena, Aurora, Beatrice, Jenny, Elisabetta, e poi ancora Mara, Carla Naomi, Martina, e poi Sara, Nicole, Giorgia, Beatrice sul palco, Aurora, Esther, Maddalena, Alessandra, Lucia, Alessia, Marlene, e poi non sono finite, perché abbiamo anche Alessia, Aida, Zeba, Giulia, Gloria, Veronica, Yassin, Beatrice, Martina e poi Serena. Queste sono state le grandi protagoniste qui a Villa Momis di questa finale di Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2022. Ciao, sono sul palco adesso. Ciao.